E benvenuti a una finestra sul Friuli, io sono Carlo Luna e da oggi parte questa nuova trasmissione che ci porta dal Veneto, in questo caso all'interno del Friuli. Abbiamo un primo ospite, praticamente di volta in volta avremo degli ospiti friulani che vengono a raccontarci le loro attività, le loro esperienze, le loro emozioni. In questo caso partiamo con un cantante, scrittore, poeta, mettiamola così. Lui arriva da San Daniele del Friuli, è una classe 1972, si chiama Mario Job, cantante perché fa parte di una band attualmente che si chiama Dead Poet Society, ma oggi è qui a parlare e presentare la sua prima edizione, la sua prima scrittura, che è un Rancore Sottopelle, edizioni La Gru. Partiamo da qui. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno caro Mario, questa voce da baritono che ti ritrovi perché la tua esperienza mi ricorda che arrivi anche dal canto lirico, giusto? Assolutamente. Esatto, partiamo dal fatto che tu sei cantante e compositore. No, sono solo un cantante. Beh, anche compositore, perché per qualcuno te le deve scrivere i testi delle tue canzoni, oppure così ti nascono, nasci già. Liriche e melodie le scrivo per lo più io, però la composizione di un pezzo è di solito imputata a chi scrive la musica più che la melodia vocale. Ok, e quindi come detto friulano, doc, perché sei nato a San Daniele del Friuli nel 1972, quindi già una data importante. Al di là dell'aspetto che magari a qualcuno può imputare qualcosa di strano, sei una persona che è padre di famiglia, lavoratore e quant'altro, che ha tante cose nella testa. Alcune di queste le hai messe in questo libro che si chiama Rancore Sottopelle. Da dove nasce questa voglia di portare in carta qualcosa che tu già scrivi in rete? La voglia di portare in carta quello che esiste nel blog non è stata mia, ma è stata una volontà dell'editore. Un editore che era capitato, come molti, sul blog, incuriosito dal suo successo. Dimmi. Il blog infatti è, lo ricordiamo, iomario.blogspot.it, perché altrimenti blogspot.it, sì. Era incuriosito dal successo che aveva, anche perché poi ne hanno scritto quotidiani e settimanali, anche veneti peraltro. La casa editrice è di Padova. Ci è capitato e mi ha scritto se avessi la volontà di mettere su carta stampata questo lavoro. Io, sai, sul momento poi ho 26 anni di esperienza, di primo acchito gli ho detto, sai, mi piacerebbe, ma non me lo posso permettere. Memore del fatto che quando uno ti propone qualcosa di solito è per sì, il 90% dei produttori al giorno d'oggi prima chiede i soldi e poi produce. Esattamente, questo lo cito perché ne sto per parlare molto bene. Massimiliano Mistri, edizioni La Gru, è un vero editore, è uno che paga l'autore perché scriva. E questo è un bene. E comunque è il gesto, è il cominciare un rapporto in una maniera così professionale che io non mi aspettavo, né tantomeno pensavo esistesse ancora. Allora, quindi praticamente tu sei arrivato a scrivere questo libro su carta, queste poesie su carta, perché il tuo blog, che attualmente è visitato da oltre 9.600 persone in un anno di apertura, giusto? Più o meno. Sì. Quindi una cosa che forse non ti aspettavi, perché hai aperto questo blog? Il blog è stato aperto prima di tutto perché io ho un'ansia di comunicazione sotto vari aspetti, quello musicale ma anche quello letterario. Ti è più facile comunicare tramite la musica o scrivere? Scrivendo, sicuramente. Scrivendo perché bene o male, quando fai musica, soprattutto se sei un frontman come nel mio caso, devi in un certo qual modo fingere, devi recitare una parte che il più delle volte è la mia, ma spesso bisogna proprio recitare di brutto, nel senso che magari quel giorno così non ti sentivi, ma devi esserlo lo stesso in un modo o nell'altro. Scrivendo scrivo esattamente quello che sono in quel momento, un essere che è, credo non solo per me, ma per tutti, variabile.
E ti dicevo dell'ansia di comunicazione. L'ansia di comunicazione è stata a un certo momento eccessivamente limitata dallo spazio che ti danno i social network, Twitter, Facebook. Che però in questi giorni, ai tempi nostri, sono utilissimi. Sono assolutamente utili, e io comunque, sai, poi piccola parentesi, tutti non fanno altro che dire che i social network sono... si possono dire le parolacce? Diciamo di no, perché istintivamente io sono piuttosto sboccato. Ok. Però voglio dire, ne parlano così male di questi social network. In realtà, se usati bene, io li applaudo. Bravo. Bisogna saperli usare, perché hanno la possibilità di unire così velocemente immagine e parole o musica, e quindi dare un'immagine completa di un artista che si proponga attraverso questo mezzo, e di facilissimo utilizzo. Io le applaudo, però sai, le note a un certo punto di Facebook e le risposte che potevo avere da un social network, perché voglio dire, su una pagina di Facebook c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, ma poi Facebook è creato per... ognuno si fa i fatti degli altri, quindi non è proprio una cosa dove poter fare effettivamente quello che si vuole. Sì, io lo faccio comunque in ogni caso. Però... il fatto è che non ha una risposta sempre corretta, no? Bravo. Un'interpretazione sempre corretta, cosa che il blog ha da un certo punto di vista, perché uno che ci entra per leggere poesie di un personaggio che alla fine dei conti conosce ormai bene. Chi mi segue sa che sono spesso sboccato, sa che sono qualche volta indecente anche, pur non essendo mai volgare, spero. Ma lì poi sai che la volgarità dipende sempre da chi la riceve, nel senso che magari una parola detta così, culo, per fare l'esempio, a qualcuno può sembrare una parola brutta, e a altri invece è solo una parola. Io credo che la volgarità sia più imputabile all'atteggiamento che uno ha, che a quello che dice. Bravo. Perché voglio dire, per esprimersi con colore tutti usano più o meno le stesse parole. Il fatto di trovarle sconvenienti dette in pubblico, secondo me, è falso. Voglio dire, lo accetti nel momento in cui quello che le dice in totale sincerità e immediatezza. Esatto. Io non so esprimermi in altro modo che così, e non so scrivere in altro modo che così. Sì, scrivere, leggiamo la prima poesia che esce dal blog, perché uno apre il blog, se vuole andare a vederlo in questo momento, yobmario.blogspot.it, la prima cosa che si apre in questo caso domenica 26 maggio, che credo sia la tua ultima scrittura, perché se appare l'ultima, è Vertigine. Sì. Vertigine, il testo recita così: sono così spaventato dai baratri nei quali sono precipitato da stare attento mentre cammino per strada a non calpestare le crepe sull'asfalto. Questo è un piccolo esempio di quello che uno può trovare all'interno del blog. La cosa però bella del blog è che chi la legge può anche darti immediatamente la sua opinione, rispetto magari al libro che uno lo compra, ma darti la sua opinione immediatamente una volta letto gli è difficile però. Quindi trovi meglio a questo punto il libro, o sei ancora affezionato a questo blog? No, io sono assolutamente affezionato al blog. Sono stato ben chiaro nelle mie intenzioni, anche con l'editore, quando ho deciso di stampare il mio libro, dicendogli che non l'avrei mai abbandonato come ambiente. In realtà la risposta immediata che uno può darmi c'è anche con il libro, nel senso che la frequentazione, per esempio, delle presentazioni del libro sono così nutrite da farmi pensare che qualcosa è già passato ancora prima dell'acquisto del libro. Mi fa piacere, peraltro, immaginare che quando uno apre le pagine di questo libro sappia già con chi ha a che fare, sappia già più o meno, conosca più o meno il personaggio. È come se mi immaginassi che mi senta parlare il lettore. Il blog in realtà non è così immediato nelle risposte come può sembrare,
pochi si prendono la briga di scriverti qualcosa. Sì, preferiscono, perché è tra la possibilità di contatto del blog, scrivermi in posta elettronica. E di solito non è mai un interloquire, non è mai un chiedere o avviare un dibattito online così epistolare in modo elettronico. È un'analisi o un commento fino a se stesso. Sì, io percepisco sempre che non necessita di risposta. C'è chi mi ringrazia, c'è chi in un certo senso che il giorno d'oggi qualcuno che ti ringrazia non è facile trovarlo. Vabbè, però no, io mi lusingo di questa cosa. Ci sono molte persone che si complimentano per... Una ragazza mi ha scritto una volta: è come se tu mi avessi inciso la ferita. Ed è una cosa molto che quasi ho trovato commovente all'epoca, perché è esattamente quello che tento io di fare con me stesso scrivendo. Tento di incidermi le ferite per far uscire l'infezione. Che detta così. A questo punto mi sorge la domanda: ma il tuo blog, e in questo caso il tuo libro, di cosa parla principalmente e da dove nasce questo rancore? Da qualche parte il rancore deve uscire o nascere, più che altro. Sì, guarda, se tu andiamo con ordine. Esatto. Andiamo con ordine. Iniziamo il rancore sottopelle. Esatto. Non è una mia definizione. Nasce ed è stato scelto dall'editore, ma nasce da una poesia che mi ha dedicato un mio grandissimo amico e poeta, Popi Marchesini, ed è l'intestazione del blog. Se tu la leggi... Sì, infatti volevo leggerla proprio. Questo Mario Popi Marchesini ti scrive: scorre sotto pelle il veleno dell'acrobata del dolore, che già qui io mi sarei fermato, perché l'acrobata del dolore, nascosto dai sorrisi di un pubblico curioso di brutalità. Io che non sono curioso di brutalità, però qualcosa del tuo blog l'ho letta, un po' per amicizia, e questo ci sta, un po' perché comunque qualcosa mi ha incuriosito. Non è il mio genere, perché io non amo la poesia, te l'ho detto francamente anche prima, sì. Te lo ripeto anche adesso, però incuriosisce tantissimo il discorso della brutalità. Per chiudere, si prepara per l'ultimo show con le palpebre cucite dal rancore. Mario Popi Marchesini, questa è l'apertura. Questa è una poesia che lui mi ha dedicato, perché poi noi stiamo spesso a colloquio a bere vino. Deve essere San Daniele. Insomma, è un male abbastanza comune in Friuli. Stiamo a colloquio e lui ha intuito a un certo punto quanto io sia sociopatico, in un certo senso. Non l'avevo notato. Sono stato cresciuto da una famiglia conservatrice, tipicamente friulana, sai, di quelle che ti dicono di non uscire con i calzoni sporchi, non perché sei lurido, ma perché chissà cosa dice la gente, no? Crescendo così poi cominci a fare tutto il contrario, di solito. Io per moltissimo tempo ho fatto esattamente quello che la società si aspettava da me. Poi ho smesso, fortunatamente. Ci vuole sempre un evento molto forte che ti faccia cambiare atteggiamento verso queste cose, ma cominci a vedere la società, le persone come fantasmi dietro l'angolo, che stanno lì ad osservare qualsiasi tua mossa. In un certo senso io ho cominciato a dar loro brutalità, che era esattamente quello che loro mi imputavano una persona aggressiva, brutale, quando io Carlo, faccio rock da una vita, sono 26 anni che canto rock. Esatto. Uno che fa rock non può essere poi tanto così cheto, no? Però ho cominciato a fare esattamente quello che loro si aspettavano da me a un certo punto. Francamente poi è da lì che è cominciato il mio, se si può chiamare, successo musicale. Quando il Popi parla di pubblico morboso, di brutalità, curioso di brutalità, parla immaginandomi sul palco. Un palco in cui io, non molte volte, però spesso succede che sia
totalmente sincero. E tutta la rabbia che ho in questo senso, ma anche una rabbia che è, come dire, quasi innata, un talento, sfogo completamente. Il pubblico, morboso di curiosità, lui l'ha intuito perché erano tutti lì ad aspettare, non tanto che io facessi quella tal nota o che il pezzo cambiasse in quel modo, ma che io, che ne so, mi arrampicassi sull'americana, un tuo gesto, mi gettassi dal palco, facessi qualcosa di... Allora, a tal proposito, visto che siamo quasi anche in chiusura, sì, prima di finire e ricordare appunto il tuo libro, parlando appunto del palco, Dead Poets Society è il tuo gruppo attuale, un video stravisto su YouTube e vi consiglio di andarlo a vedere, anche perché la causa è quella sull'abbandono degli animali, al quale io tengo tantissimo, sull'adozione dei cani randagi. Si chiama Heartbeats in Vain. Heartbeats in Vain, grazie dell'aiuto sulla lingua inglese che io purtroppo non mastico, ve lo consiglio vivamente di andarla a vedere, e ancora lì si capisce il perché del rancore sottopelle, dal mio punto di vista. Molto descrittivo, certo. Rancore sottopelle, edizioni La Gru. Sì. Mario Job è lo scrittore in questo caso. Il tutto lo trovate su jobmario.blogspot.it. Bravissimo, Mario Job da San Daniele del Friuli. Questo è Una finestra sul Friuli. Il prossimo appuntamento sempre qui su venetoglobo.com. Grazie Mario di essere stato con noi. Grazie a Carlo, grazie a tutti. Bene, arrivederci alla prossima. Yeah.